Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it oggi giovedì 26 gennaio. A 2 settimane dagli ultimi interventi viabilistici per consentire l'esecuzione dei lavori in largo Flaiano a Varese, per gran parte della giornata si registrano code in tutta la zona a ridosso dell'autostrada. Andiamo a sentire i dettagli nel servizio di Barbara Zanetti. Il traffico in entrata e in uscita da Varese è aumentato a dismisura. La chiusura dell'ultimo tratto della bretella autostradale, a pochi metri da Largo Flaiano, dove sono in corso i lavori per la nuova maxirotatoria, ha creato un imbuto importante sia per chi deve entrare in città sia per chi deve uscire. L'apertura dell'uscita dell'Esselunga per chi viaggia in autostrada in direzione di Varese ha migliorato la situazione, ma ormai non c'è momento, anche fuori dalle canoniche ore di punta, in cui non si segnalino code anche dove non te lo aspetti, come per esempio nei rioni di Casbeno e Capolago. La mattina le code si trovano in particolare in uscita in Viale Europa e in entrata ai Ronchi. Code sostenute anche per chi deve andare in centro e passa dagli uffici finanziari. In Viale Borri, poi, altre code notevoli sia la mattina sia all'ora di punta serale. A Varese la chiamano la Madonnina dei Viaggiatori. La statua è collocata in una grande grotta ricavata nel muro che costeggia via Tasso, a Cartabbia, sul lato che scende verso Capolago. Ebbene, è stata sfregiata, anzi decapitata. Nella scorsa notte i gnoti l'hanno danneggiata, colpendola appunto nella parte superiore. La Madonnina, realizzata nel 2008, è protetta da un'inferriata, ma c'è spazio sia dall'alto sia tra i ferri verticali e quindi si può ipotizzare che sia stata scagliata una pietra o usato un oggetto lungo per danneggiarla. A sollevare questo ennesimo e spregevole atto di teppismo è il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Esposito. Un gesto vergognoso, inqualificabile. Stiamo già avviando una colletta per acquistare una statua nuova. Se qualcuno avesse visto il responsabile, lo prego di contattarmi o di fare una segnalazione alle forze dell'ordine. E proprio in questi minuti a Busto sta bruciando la Gebbia, con diretta sulla pagina Facebook di Prealpina, ma già da questa mattina si sono succedute varie iniziative che hanno fatto da preludio al momento più atteso della giornata. Andiamo a sentire cosa è successo e cosa succederà in questo servizio. Giovedì 26 gennaio, il grande giorno della Gebbia, l'antica tradizione della città di Busto Arsizio, che è tornata finalmente nella sua versione aperta a tutti dopo le restrizioni anti-Covid degli ultimi 2 anni. In attesa del grande falò in programma nel tardo pomeriggio in via Einaudi, nella mattinata tantissimi bustocchi hanno ammirato e fotografato i fantocci esposti in piazza Santa Maria. 3, quelli allestiti da famiglia Bustocca, Magistero dei Bruscitti e Lega Giovani. Ma hanno avuto un notevole successo anche le gebbie dei quartieri come Sacconago e Borsano. Anche il sindaco Emanuele Antonelli ha fatto tappa in piazza Santa Maria per poi presiedere alla cerimonia del falò con il regiù della famiglia Bustocca Mariella Toia. Caro bollette e caro benzina, i temi di gran lunga più gettonati della Gebbia 2023, ma non mancano i riferimenti alla polemica sui lampioni di Richino Castiglioni e qualche punzecchiatura politica in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimi. A conclusione del grande falò, risottata con Luganega per 1000 persone in piazza Vittorio Emanuele II. Ma sempre a Busto Arsizio sono purtroppo ore di ansia per la sorte di un'anziana scomparsa da ieri. Elda Marchesi Randi, 84 anni, è uscita di casa guidando la sua Honda Jazz grigia targata CM 355 RV. Da allora se ne sono perse le tracce. Ne dà notizia Penelope Lombardia, l'Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse, ricordando che Elsa è alta 1,60 m e pesa circa 65 kg, ha capelli biondi e occhi azzurri. Indossava una pelliccia di visione chiara, senza cappuccio e stivaletti neri e potrebbe essersi diretta verso Trecate Novara. Potrebbe essere in stato confusionale, conclude Penelope, chiedendo a chi avesse notizie utili a rintracciare la donna di contattare le forze dell'ordine al 112 o il numero dell'associazione al 380 7814 931. E ora ci spostiamo a Verbania, dove in una storia sui social
una ragazzina racconta di essere presa di mira dai bulli e minaccia di togliersi la vita. I carabinieri piombano a casa sua. A dare l'allarme era stata un'altra ragazza che, notato lo sfogo della giovane, preoccupata, aveva chiamato il 112. Dai social i militari sono riusciti a risalire all'indirizzo e sono arrivati alla sua abitazione. Lei stessa, però, ha spiegato che quanto raccontato nella storia social, subito cancellata, non corrispondeva alla realtà. E ci spostiamo a Luino, dove un elicottero ha portato sul luogo l'attrezzatura per bloccare i costoni di roccia pericolante sopra le palazzine evacuate in via Creva il 5 e il 10 gennaio, il servizio di Simone Della Ripa. Da lunedì 25 gennaio, lungo il fronte di montagna franato vicino alle case di Luino, che sono state evacuate rispettivamente il 5 e il 10 gennaio scorso, sono in corso importanti lavori di consolidamento per evitare un disgaggio massivo dei volumi di roccia instabili. Si tratta di lavori predisposti dal Comune di Luino e definiti di somma urgenza, attraverso i quali i rocciatori della Ecoval, azienda specializzata in questo tipo di procedure, ingabbiano enormi costoni di materiale pericolante visibili anche ad occhio nudo. Per fare questo, oggi, giovedì 26 gennaio, un elicottero della AFZ di Mesenzana è stato chiamato a portare alla sommità della montagna delle reti con chiodature e funi metalliche, un compressore, strumenti utili, come ha spiegato il geologo Fabio Meloni, presente sul posto, ad ingabbiare quei costoni di roccia che appaiono maggiormente instabili, non potendo disgaggiare e quindi far scendere a valle tutto ciò che è pericolante. Queste opere permetteranno poi a chi andrà a pulire in un secondo momento il vallo dove sono caduti i sassi ad inizio gennaio e a chi metterà in ordine le reti paramassi di farlo con maggiore sicurezza. Questo è un primo intervento, sono solo opere provvisionali, ancora non è possibile parlare di situazione definitiva perché Comune e Regione nelle prossime settimane dovranno decidere il percorso da intraprendere per far tornare a casa 26 nuclei familiari sfollati. L'assessore regionale Raffaele Cattaneo è stato questa mattina in visita prealpina in vista delle prossime elezioni regionali. Andiamo a sentire l'intervista di Pasquale Martinoli, le immagini sono di Agenzia Blitz. Dalla nostra lista, che si chiama Noi Moderati, come si chiamava alle politiche, insieme a Rinascimento Sgarbi, vuole rappresentare il centro del centrodestra, i valori, i contenuti, la visione politica che ha dato molto alla Lombardia, al nostro paese, no? La centralità della persona, il primato della società sullo Stato, la libertà di scelta del cittadino, la parità pubblico-privato, la sussidiarietà come metodo di governo. Ecco, questi sono i contenuti che noi vogliamo continuino a essere presenti nel governo della Lombardia e per cui io mi sono candidato anche questa volta. E insieme a questi una sostenibilità che sia concreta e non ideologica. La Lombardia deve primeggiare nel modello di sviluppo sostenibile, ma deve essere anche il paradigma di un approccio realista, equilibrato, che non lasci indietro nessuno, che non faccia danni al nostro sistema, danni irreparabili al nostro sistema economico e sociale in forza di una astratta difesa dell'ambiente. Ecco, tutto questo partendo da un'esperienza che ha dato tanti risultati e io penso di poter dire nell'interesse di tutti, e il contributo che noi vogliamo dare al centrodestra è anche questa capacità di governo che si misura in risultati concreti, non solo in slogan o in distribuzione di risorse, ma in fatti che vanno, di buon governo, che vanno nell'interesse di tutta la comunità. E torniamo a Varese. Questa mattina a Palazzo Estense la presentazione dell'alleanza fra Centro Gulliver e l'associazione Amico Fragile contro la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo. Sentiamo il servizio di Sabrina Narezzi con le immagini di Agenzia Blitz. Stamattina siamo a Palazzo Estense per assistere alla presentazione dell'alleanza tra Centro Gulliver e Associazione Amico Fragile contro violenza di genere, bullismo e ciberbullismo. Siamo con i due rispettivi presidenti, Emilio Curtò, presidente del Centro Gulliver, e Liliana Colombo, presidente di Amico Fragile, per sapere quali sono le finalità di questa alleanza e quali sono le affinità dei due enti che consentono questo obiettivo. La finalità è il contrasto alla violenza, un contrasto sia in senso prevenzionale, quindi facciamo prevenzione, ma anche nel senso di assistenza e cura per le vittime di violenza di qualsiasi tipo, quindi violenza contro le donne,
domestica o extradomestica, violenza in cui sono attori purtroppo giovani che al tempo stesso sono vittime di un disagio esistenziale che il centro Gulliver da 20 anni cerca di intercettare. Quindi tutto il tema della violenza fa parte di questo progetto che nasce da una idea che secondo me è vincente, che ha avuto l'associazione Amico Gulliver, con cui abbiamo il grande onore appunto di collaborare in questa vera e propria alleanza. E in chiusura la filodrammatica gallaratese ha vinto la prima edizione del premio Felice Musazzi. Tutti i particolari nel servizio di Laura Defendi con immagini Publifoto. La filodrammatica gallaratese con Non ti pago vince la prima edizione del premio Città di Legnano Felice Musazzi, conquistando anche il riconoscimento per il migliore attore, assegnato ex aequo a Giovanni Melchiori e Gianfranco Ferraro, premiata anche Anna Maria Pauciullo come migliore attrice. La compagnia La Marmotta conquista invece il secondo posto e il riconoscimento come migliore scenografia per lo spettacolo Un Contratto di Nino Martoglio. Terzo gradino del podio per la compagnia Dove osano le aquile con La Pastiera. Particolarmente emozionanti le testimonianze degli ospiti, premiati alla carriera, che hanno onorato il palco legnanese con la loro presenza. L'attore Ferruccio Soleri, la scenografa Luisa Spinatelli, il regista Vito Molinari e il direttore artistico Fiorenzo Grassi. Premiati e acclamati anche i legnanesi, rappresentati sul palco da Antonio Provasio ed Enrico Dalceri, raggiunti dalla compagnia al completo durante la premiazione. Antonio Provasio ha regalato al pubblico presente in sala un siparietto interpretando la Teresa, riempiendo il tirinnanzi di risate. La risposta data dal pubblico alla prima edizione del premio Musazzi è andata oltre ogni più rosea aspettativa, ha commentato Guido Bragato. La serata è stata inoltre allietata dalla musica da osteria dei Barba Pedana, ovvero Francesco e Jacopo Marelli. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buona serata!